Può il gioco e il divertimento diventare anche solidarietà? Certamente, è ciò che è accaduto l'anno scorso e si ripete quest'anno con un torneo di burraco. Vediamo il servizio. La solidarietà è di scena in Piazza Indipendenza a San Donà di Piave, grazie all'associazione San Donatese Solidarietà Asso, promotrice dell'evento. Una serata dedicata al gioco del burraco è volano per donare all'Istituto San Vincenzo una somma di denaro al fine di consentire con maggiore vigore le innumerevoli attività svolte per i più bisognosi. Asso, come la parola stessa, è vincente perché unisce un team femminile dalle idee molto chiare, ossia cercare di aiutare i bisognosi attraverso svariate attività. Noi possiamo fare constatazione che proprio solidarietà in questi anni è necessaria. Ci sono molti modi di fare solidarietà e noi abbiamo scelto un modo di essere solidali ma anche grandi amiche che vogliono collaborare per poter aiutare gli altri. Stasera alla San Vincenzo de Paoli del San Donatese per aiutare tutte le persone che sono bisognose e che non riusciranno a pagare le loro bollette, e questo è un piccolo contributo che noi ci proponiamo per stasera. Ecco, come nasce questa idea di portare comunque in piazza un gioco come il poker o come altri? No, la nostra associazione si incontra 2 volte alla settimana, abbiamo una sede e già lì comincia la nostra beneficenza. Volevamo farci conoscere in piazza perché crea anche un movimento nella città, ha una visibilità maggiore rispetto alla nostra sede, per creare familiarità con le nostre torte fatte in casa, con il nostro senso di amicizia e di accoglienza verso tutti. Da qui, per le proprie iniziative, l'Istituto San Vincenzo evidenzia l'importanza di tali serate. È veramente una cosa grande, fatta col cuore. I soldi che noi adoperiamo sono per comprare viveri, per pagare bollette. Andiamo a Treviso ogni giorno con malati oncologici gratuitamente, proprio per alleviare un po' le sofferenze e anche il peso delle famiglie. In un panorama italiano dove tutto sembra perdere punti di riferimento, l'associazione Asso ci ricorda che la solidarietà è la base della futura società. È un gioco molto facile, se vengono applicate le regole, se viene giocato alla carlona. Se applichi tutte le regole che ci sono, c'è un vero e proprio codice, diventa un gioco difficile, molto assimilabile al bridge, dove devi ricordarti le carte. C'è un gioco di memoria ed è anche una terapia, perché ti fa dimenticare quelle 4 ore che giochi, perché in 4 turni più o meno vanno via 4 ore, passi 4 ore spensierate, ed è un modo anche per conoscere gente, per girare l'Italia. È una palestra di vita informativa. È vero, è una cosa che conoscendolo bene è un mondo a parte.